Nella nostra zona avevamo la brina questa mattina e nella zona invece di Marostica per le ciliegie bisogna aspettare qualche giorno per vedere eventuali danni. Il pericolo gelate non è ancora scongiurato, da un lato perché bisognerà attendere una manciata di giorni per vedere gli effetti dell'abbassamento della colonnina della notte scorsa e dall'altro perché non è escluso che ci possano essere a stretto giro di calendario nuove stravaganze meteorologiche. Se per zucchine e patate si può parlare di pericolo scampato, il bilancio appare diverso per quanto riguarda i vigneti. Questa notte forse bastava un grado o due di meno per avere danni in modo particolare per le orticole, per i vigneti e anche per i ciliegi. Abbiamo notizia che nel Basso Vicentino ci sono già danni nei vigneti per un 60-70%. Se lo spettro delle gelate, almeno per ora, sembra aver limitato i danni ad alcuni circoscritti ambiti, i rischi più grandi sul fronte del meteo sono quelli relativi alla siccità. Per le orticole abbiamo già qualche problema. Nei prossimi mesi, se non piove, sicuramente ci sarà carenza di acqua e quando comincia la stagione di irrigazione avremo grossi problemi. E in questo caso, come sempre, quando c'è di mezzo il tempo, si può fare ben poco, oltre ad affidarsi al caso. Speriamo che nei prossimi giorni cominci a piovere, ma purtroppo per il momento non abbiamo variazioni climatiche.